Province senza futuro? Si va verso una nuova architettura istituzionale. In Veneto si torna a parlare della città metropolitana di Venezia. Confronto aperto tra tecnici e amministratori sul governo del territorio e non mancano le polemiche. Oggi parliamo della città metropolitana e ci riferiamo alla provincia, al territorio provinciale che c'è intorno a Venezia. Se ne parla da 20 anni. Il primo progetto, identificato nell'acronimo PA3V, doveva riunire in una grande area metropolitana tutto il Veneto, da Padova a Treviso a Venezia, 2,5 milioni di abitanti. Un lungo dibattito che arriva ai giorni nostri, rilanciando le città metropolitane nella nuova architettura istituzionale. Con il decreto Monti sullo scioglimento delle province la cosa è diventata in qualche modo più urgente se non si vuole abbandonare completamente una prospettiva più ampia e diversificata per le città italiane. Ecco allora spuntare la Grande Venezia, ipotesi che aggregherebbe attorno al capoluogo gli oltre 40 comuni della provincia, quasi 1 milione di abitanti nel cuore strategico del nord-est. La Fondazione Venezia 2000 ha aperto le porte alla riflessione sulla città metropolitana, prospettiva tutta da costruire, ma chi prenderà il timone di comando? Il comune capoluogo, dice il sindaco di Venezia. La città metropolitana, proprio per come è presentata anche in Costituzione, cioè è un soggetto senza territorio, non necessariamente per territorio. No a doppioni, a nuovi enti dunque, ma per la Presidente della provincia occorre una scelta democratica di tutto il territorio. Creare quella consapevolezza da parte dei comuni sulla necessità di avere un governo con una città metropolitana.